Il dogma dell'Immacolata è stato promulgato da Papa Pio IX, ma è l'unico dogma in cui la Vergine Santa ne dà la conferma. Il parroco fa domandare a Santa Bernardetta la Bella Signora, perché finora il termine della Madonna era la Bella Signora. Gli dice: domandali come si chiama. E la Madonna dice a Bernardetta: io sono l'Immacolata Concezione. È un sì anche quello che è durato nel tempo. Dio ci vuole strumenti nelle sue mani, perché non per un obbligo di scuderia, perché così diventa più Dio, ma perché noi diventiamo più felici. Se io mi fido di Lui, nulla mi diventa obiezione, anche la mia fragilità. Quando uno si fida dell'altro ci possono essere dei momenti di spine, però si superano. Se io mi fido dell'altro. E allora siamo qui ancora una volta a mendicare che Maria continui a vegliare sul nostro cammino da buona madre, perché anche noi possiamo dire il nostro sì. Durante il consiglio di cristianità che abbiamo fatto, un sacerdote, l'altro sacerdote che era con me, aveva lanciato una proposta. Che è questa. Alla mattina, appena svegliati, prima di andare a lavarci la faccia e metterci in ordine, fermiamoci un attimo seduti sul letto e diciamo a Dio: sono qua, grazie di questa giornata. Ringraziamo insieme a questi nostri fratelli per il cammino fatto e chiediamo al Signore che continui questo cammino e che siano veri testimoni. Al giorno d'oggi quello che mancano sono proprio i testimoni. Perché una persona che cerca di vivere onestamente non fa notizia. Ma se sono diverse persone che cercano di vivere onestamente,
allora sì che si inizia a fare notizia. Ma se io che ho un grande dono, perché Gesù ha incontrato la mia vita e mi ha dato significato, ma me ne sto zitto e mi metto a parlare come gli altri, contro Tizio e contro Caio, e faccio discorsi che fanno tutti gli altri, dov'è la mia testimonianza? Dov'è la Chiesa? È proprio tragico. Perché io non sono solamente il nome mio. Ciascuno di noi è Chiesa nel battesimo, perché invece del credo abbiamo il rinnovo delle promesse. Ricorrendo l'anniversario del giorno in cui, mediante il sacramento del matrimonio, congiungeste le vostre vite in un vincolo indissolubile, siete tornati nella casa del Signore per rinnovare gli impegni solennemente sanciti davanti all'altare. E la divina grazia ti confermi in questo proposito. Credete in Dio Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio e nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì fu sepolto e risuscitato dai morti e ora siede alla destra del Padre. Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne e la vita eterna? Siete disposti, seguendo la via del matrimonio, ancora davanti e onorarvi l'un l'altro per tutta la vita? Siete disposti con i vostri parenti, figli, parenti e amici, che Dio vi ha messo a capo a testimoniare per i fratelli l'amore incondizionato di Dio che vi ha uniti? Noi vi odiamo, vi benediciamo, Dio creatore e Signore dell'universo, che in principio hai formato l'uomo e la donna e li hai uniti in comunione di vita e di amore. Ti rendiamo grazie perché li hai uniti nel vincolo santo e immagine dell'unione di Cristo con la sua Chiesa. Guarda il Signore con uomini di predilezione, come li guidasti tra le gioie e le prove della vita, ravviva in loro la grazia del capo nuziale, accresce l'amore e l'armonia dello Spirito, perché con parenti ed amici che oggi vi festeggiano possano godere sempre delle tue benedizioni. Per Cristo nostro Signore. Fratelli e sorelle, consapevoli del singolare dono di grazia e carità, per mezzo del quale Dio ha voluto rendere perfetta e consacrare l'amore di questi nostri fratelli, chiediamo al Signore che, sostenuti dall'esempio e dall'intercessione dei santi, essi custodino sempre con le gioie della vita e a chiederti aiuto nelle difficoltà. Noi ti preghiamo. Perché il Signore